Benvenuti qui al Punto, benvenuti a Fabrizio Pitton, sindaco di Talmassons. Benvenuto sindaco. Grazie a voi per l'invito. Bene, allora, la situazione sul territorio di Talmassons, un po' di tempo che non ci sentiamo, quindi magari un resume ce lo fai, no? Certo, il nostro territorio, dico, ormai siamo quasi ai 3 anni insomma, del nostro mandato anche amministrativo, insomma, quindi alcune opere pubbliche hanno avuto un percorso di continuità con l'amministrazione precedente in un concetto generale di sviluppo territoriale, no? In questo periodo, proprio oggi, abbiamo iniziato appunto il secondo lotto della nostra palestra comunale, che ha un sviluppo appunto di continuità con quello che fu poi l'intervento. E poi lì avete anche una squadra importante, no? Questo permette appunto di far capire quanto poi ci vuole un concetto di continuità e anche di programmazione. Mi ricordo che nel 2016 abbiamo inaugurato il polo scolastico e da lì poi è nata l'idea appunto di ampliare anche la palestra, in quella volta la CDA Volley, che lei non era ancora ai vertici di ora, però aveva a 130 ragazzi, c'è un importante livello sportivo e questa creazione del nuovo intervento sulla palestra avrà una funzione scolastica e poi permetterà anche a numerose associazioni di intervenire all'interno. E grazie a una collaborazione territoriale con i comuni limitrofi abbiamo poi avuto la concertazione regionale, quindi oltre a ampliare la palestra sarà anche un palazzetto da 500 posti che avrà uno sviluppo per la comunità di Talmassons ma anche per il territorio. Questo è importante secondo me, questo ragionamento. Anche per la zona, no? Quindi allora lavori e opere in corso e anche in via di progettazione, qualcosa in futuro? Sì, 2 opere appunto già in corso, la palestra appunto che è una funzione scolastica e la nuova biblioteca che viene fatta dove c'era appunto l'ex municipio, quindi ha 2 significati, la valorizzazione di un immobile storico per la comunità di Talmassons e la possibilità appunto di creare poi una sinergia direttamente col nostro polo scolastico. E oltre all'immobile, che dovrebbe essere penso terminato per il mese di giugno, quindi in tempi di un intervento significativo, una biblioteca multimediale che avrà degli spazi anche per i giovani, degli spazi per le associazioni musicali, molto importante, un parco giochi, un bellissimo recupero. Però per far capire come queste cose poi devono essere anche gestite, faccio un esempio, noi abbiamo l'istituto comprensivo assieme al comune di Lestizza e la nostra biblioteca avrà appunto una collaborazione di personale, avremo la stessa persona che gestirà la nostra biblioteca e la biblioteca di Lestizza. Questo vuol dire proprio avere una forte sinergia territoriale e soprattutto avere una visione che va oltre all'opera pubblica. Sì, comunque sia, parlavi di associazioni, no? E pare che ce ne sono abbastanza, no? Sul territorio che vanno oltre i confini di Talmassons, perché si fanno ben apprezzare, no? I sodalizi del nostro territorio sono oltre 44, per dire che sono importanti per una realtà come il nostra. Sì. Sul lato sportivo c'è l'eccellenza del volley con la punta di diamante, appunto, che oggi è ospitata dal comune di Lignano nel palazzetto, a cui devo ancora ringraziare questa importante realtà della CDA, ma poi tutto il settore giovanile, poi la realtà della Cometa Azzurra. Tra Cometa Azzurra e volley parliamo di oltre 250 ragazzi e questo è un'importante risorsa. E poi c'è una sinergia che dovremo finalizzare e continuare proprio perché noi abbiamo anche degli impianti sportivi privati all'interno del nostro comune, dico, i 2 impianti sportivi calcistici di Flambro e di Flumignano sono privati e dopo c'è l'importante sviluppo dell'Equiliber Center Mangilli, no, di proprietà della famiglia Turco, cui è stata fatta una convenzione e che proprio serve per iniziare appunto anche un'attività attraverso le nostre scuole, quindi lo sport come sviluppo anche del territorio. Sì, insomma, una cosa molto importante. Ecco, con le tasse invece come siamo? Con le tasse? Con le tasse, tributi, sai, un anno è un momento in cui adesso si paga l'IMU, per cui la gente è molto interessata. L'IMU l'abbiamo mantenuta invariata chiaramente, però abbiamo fatto un'operazione diversa sulla Tari. Lei sa che io sono un comune della NET, anzi adesso sono nel tavolo del coordinamento appunto per la nuova società. E abbiamo deciso di aprire appunto un bando di contributo e quindi chi ha un ISEE inferiore ai 20.000 euro abbiamo
c'è un abbattimento della Tari, no? Nucleo familiare inferiore ai 20.000 euro, il Comune interviene con un abbattimento della Tari addirittura del 100%, e su questo abbiamo coinvolto, dico, oltre 100 famiglie. Poi abbiamo fatto un'operazione anche sulle attività imprenditoriali, cioè, che erano state principalmente colpite dal Covid, e quindi anche lì per l'anno 2020 c'è stato l'abbattimento dall'80 al 100% di tutti quelli che facevano richiesta, non solo la parte della ristorazione che è stata più colpita, ma anche alcune realtà colpite magari in maniera diversa, e anche addirittura associazioni che sono proprietarie degli immobili. Quindi è stato un intervento importante grazie a un contributo regionale che noi abbiamo aumentato del 50%. Ecco, le risorse e il segretario comunale a che punto siamo? Perché tutti avete questa grande difficoltà, no? Perché ho un po' di turnover per quanto riguarda i dipendenti, e poi il dirigente massimo, il segretario comunale, che non tutti i comuni possono averlo. Guardi, lei parla proprio in uno dei comuni che non ha il segretario comunale, perché noi avevamo il segretario in convenzione. Noi da 2 anni abbiamo fatto una scelta di optare per il vice segretario, che ci è permessa appunto in deroga, e questo chiaramente poi comunque aiuta l'attività amministrativa, in quanto, lo dicevo forse prima, a voce ferme, oltre alla qualità degli interventi pubblici, agli interventi appunto dei lavori pubblici, diventa importante come si crea un clima all'interno di quei comuni, sia a livello di personale che anche a livello di amministratori. Io penso che l'amministratore non deve anche crearsi qualcosa per dopo, e creare anche una classe dirigente e anche un rapporto importante col personale. Faccio notare che nella nostra lista di oltre 50 persone che ha affiancato il mio percorso comunale, tutti i consiglieri in questo momento in consiglio, a parte uno che ha fatto una scelta diversa, hanno una delega, e non deleghe banali, tra cui anche i lavori pubblici, quindi c'è proprio la crescita. Sul personale, da un lato, apprezzabile l'operazione fatta dalla Regione con la modifica della legge regionale 18, che passa dal contenimento della spesa del personale alla sostenibilità. È un primo passo importante, che però penso dovrà essere migliorato nell'arco degli anni. Su questo penso che io sono anche componente del Consiglio di Autonomia Locale, ne abbiamo parlato più volte anche con l'assessore Roberti, è già un primo passo, però c'è un problema di personale importante, e non vorrei che questo creasse poi dei problemi sul frutto poi dei nuovi fondi che arriveranno dai nuovi contributi anche europei. Sì, anche perché ci vuole una certa celerità nel spendere, insomma, queste risorse, e avere anche delle persone che siano preparate per spenderle, insomma, progettare, no? Ci vuole anche il personale. Esatto, il personale dalla Regione nel Comune è un po' difficile che arrivi, no? Se non con qualche delega particolare, eccetera, per cui mi pare che dovete dare un diverso abbrivio alla questione, ecco, mi pare capire questo. Ecco, senta, siamo a fine anno, quindi eventi importanti ci saranno, anche se il Covid di nuovo ha alzato la testa, per cui c'è sempre questa paura, insomma, è anche comprensibile, ma comunque sotto Natale qualcosa si fa, no? Sicuramente, dico, siamo tutti, diciamo, su questa valutazione che spesso dobbiamo fare, che non è solo quello che la legge ci permette, ma quanto è opportuno poi intervenire. E quindi abbiamo cercato di optare per dei piccoli eventi in modo di evitare assembramenti che riguardano soprattutto i bambini e le famiglie, insomma, quelle che sono stati più colpiti poi in questo periodo. Diventa poi significativo il fatto, insomma, che oltre appunto ai concerti gospel o quello che viene fatto all'interno, il 3 di gennaio avremo un concerto proprio particolare che parla proprio della natività vista dal lato della donna, con la cantautrice Amara, che è la cantautrice che ha fatto i testi per Fiorella Mannoia, proprio all'interno della nostra chiesa parrocchiale di Talmasson, col maestro Sibilotti, e con questo, insomma, andremo a fare questo primo tassello, che è il 3 di gennaio, poi tutta una serie di attività con le associazioni, e mi fa piacere che proprio 2 giorni fa, per noi in particolare a Talmasson Santa Lucia, lei ha frequentato il nostro comune, quindi si ricorda la piazza e quant'altro, e quindi abbiamo fatto questo arrivo di Santa Lucia, che è un modo anche per incontrarsi, e assieme anche poi a tutte le associazioni. Voglio dire che il programma che è stato preparato su Natale, che poi viene modificato in corso d'opera in base è frutto di una collaborazione attiva con tutte le associazioni. Noi
già con la giunta Zanin ancora di più abbiamo potenziato, abbiamo creato una consulta delle associazioni dove ci incontriamo e dove ci troviamo tutti, oltre i 40 sodalizi, per fare una valutazione. E le dirò di più, in questi giorni ci incontreremo proprio il 21 nel Teatro dei Piccoli, un'altra opera che è stata fatta in questi 3 anni, proprio per valutare non solo le possibilità future, ma anche con questa consulta valutiamo anche i contributi che vengono dati poi per fare certe attività. Questo è molto importante. È un passaggio significativo. Nell'ultimo consiglio, come sa benissimo lei, abbiamo recuperato i fondi per le nostre associazioni, che sono un tessuto sociale importante, e su questo abbiamo creato un tavolo assieme ai nostri istituti comprensivi, al comitato genitori, alla nostra scuola di infanzia Capparini, proprio che era nato nel periodo del Covid e che continua ancora per attuare sinergie assieme. Beh, insomma, bisogna fare proprio i complimenti al sindaco di Talmassons, perché io credo che questa sia la strada maestra per collaborare nelle amministrazioni, e speriamo che anche altri suoi colleghi seguano il suo indirizzo, insomma. Ecco, poi c'è la protezione civile, no? Che lei si intende molto bene, che è ormai, oltre che un fiore all'occhiello, è un architrave del volontariato nei vari comuni, e non solo, insomma, no? Il rapporto con la protezione civile, ieri avevo avuto l'ennesimo incontro, era già un rapporto forte con il nostro territorio, il gruppo di protezione civile è molto forte, il nostro è nato ancora quando c'era il sindaco Rinaldo Paravan, proprio, che fu il primo, poi capo di quella protezione, che ricordiamo anche per diversi motivi. Insomma, sì, no? grande dicevo proprio che il periodo del Covid ha rafforzato quel rapporto forte che la protezione civile e anche altri volontari che sono stati in prima persona, penso ai gruppi alpini, no? Che erano poi stati utilizzati, proprio nel momento di difficoltà del Covid si è rafforzato ancora di più questo percorso, e anche loro penso siano cresciuti, anche i gruppi sono cresciuti molto nell'affrontare questa difficoltà, e per noi dico, sono un ruolo importante, sono un braccio importantissimo anche dell'amministrazione comunale, quindi hanno fatto un grandissimo lavoro. Ieri proprio nella piazza di Talmassons, quando ho avuto un incontro con gli esercenti, che devo ringraziare molto per le loro attività, ho proprio premiato il coordinatore della protezione civile, anzi sono stati gli esercenti a premiare la protezione civile come simbolo di una riconoscendo, insomma, riconoscendo il valore che hanno svolto. Bene, sono cose molto belle, molto positive che si sentono nei nostri territori, naturalmente soprattutto da Talmassons. Abbiamo sentito Fabrizio Piton, un primo cittadino, che ringrazio per la sua partecipazione. Grazie a voi. E naturalmente alla prossima con un altro primo cittadino che sarà qui a Telefriuli al Punto.